Non so sinceramente il governo cosa stia aspettando, perché mette un po' tutti i cittadini in una condizione di ansia e di incertezza, nonostante ci sia già una grande sensazione di incertezza per tutta la situazione. Francesca ha 33 anni, da quasi 7 a Brighton per lavorare come digital designer. Un'italiana trevigiana che resta perché la sua vita è lì, in Inghilterra, ma che ha paura di come questo paese, che la sta ospitando, sta gestendo l'emergenza. Almeno per quanto riguarda la città in cui vivo, Brighton, ci sono tante realtà che stanno iniziando ad agire autonomamente senza aspettare le decisioni, le forti decisioni e i decreti governativi. Quindi credo si sta iniziando a respirare un forte senso di responsabilità. Il sistema sanitario inglese ha subito molti tagli, ci racconta, il paese non sarebbe pronto a gestire un'emergenza di grosse proporzioni e così sono i privati cittadini a correre ai ripari. Supermercati e farmacie sono presi d'assalto. Al momento si fa fatica a trovare da una settimana a questa parte carta igienica, che è molto strano, ma anche pasta, riso ed altri prodotti di questo tipo. Si fa fatica a trovare ovviamente mascherine che sono completamente assenti da settimane, gel antibatterici, salviette disinfettanti. E le stesse aziende, la sua è una di queste, hanno provveduto a mettere i lavoratori in smart working. Insomma, gli inglesi inseguono ora l'Italia e gli italiani lì in Inghilterra non si sentono sicuri, non c'è consapevolezza della dimensione dell'emergenza. Un messaggio il suo rivolto anche a chi in Italia sta facendo fatica a sopportare la quarantena, suggerendo che possono essere misure anche invidiabili. Ora il governo inglese starebbe timidamente cambiando rotta, ma la storia ce lo sta insegnando, potrebbe già essere troppo tardi.